È un dolore palpabile quello che si respira nel sagrato della chiesa dedicata alla purificazione di Maria di Loreggia. Ad attendere Andrea Brugnaro, 47 anni, morto sabato in un terribile incidente di moto, mamma Ornella con i fratelli di Andrea, nello stesso sagrato dove 9 mesi fa l'addio era stato per il figlio più piccolo, Michele. Con mamma Ornella anche Alice, la moglie di Andrea, sorretta dai figli, che prima dell'inizio della celebrazione trova la forza di dedicargli una poesia e salutarlo. Asciuga le tue lacrime e non piangere, Signore. Il tuo sorriso è la mia pace. Grazie Andrea per quello che abbiamo fatto insieme ai nostri figli. Tu ora sei libero di volare. Vola ora. Andrea, uomo grande, forte, Andrea, uomo buono. Sono i ricordi di un'amica e della cugina a raccontare chi era Andrea Brugnaro. La vita gli aveva già chiesto tanto quando, il 2 novembre 2024, un incidente in moto gli aveva tolto il fratello Michele, ma lui cercava di farsi coraggio per mamma Ornella e papà Maurizio, che non era in chiesa, per i fratelli, per Alice e i loro figli, Daniel e Noemi. Così un'amica e una cugina. Una pacca sulla spalla, una battuta sempre in bocca. Avevi sempre poco tempo, ma ne avevi sempre per tutti. Ora avremo un altro angelo che veglierà su tutti noi e lasciamelo dire che è angelo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, dice Marta a Gesù nel brano del Vangelo che si conclude con la risurrezione del fratello Lazzaro, e a una famiglia addolorata, così si rivolge Don Antonio Cusinato, il parroco di Loreggia. Vi siamo vicini col nostro affetto e con la nostra preghiera. Tutta la comunità in questi giorni ha pregato per voi, perché il Signore vi possa sostenere e vi dia la forza per superare anche questo momento così difficile. Troppo il dolore, tanto l'affetto testimoniato dalle 1000 persone presenti, gli occhi lucidi, ognuna con un ricordo di Andrea Brugnaro nel cuore, tra di loro anche la sindaca Manuela Marangon. In tanti abbracciano la famiglia di Andrea Brugnaro all'uscita dalla chiesa. Alla bara si stringono mamma Ornella, i fratelli, i figli, Alice. Gli amici salutano il loro Andrea, sempre di corsa, ma sempre pronto per loro. Ciao Andrea!